Regali importanti nella calza della Befana della Serie D, perché insieme alla 12ª giornata il programma del girone A propone il derby non solo ligure ma ponentino tra Imperia e Vado. Padroni di casa reduci dal pareggio casalingo con la folgore della sconfitta a Casale ospiti, che hanno perso le ultime 5 gare di campionato, le ultime 2 delle quali di misura. Imperia che punta playoff, Vado che cerca punti salvezza. Formazione di Cristiano Francomacaro che rischia subito sulla punizione tagliata di Sancinito, non deviata a dovere da nessuno avanti. Imperiese, fase di studio quasi inesistente, locali che ci provano. Con un'altra palla inattiva Luppi si trova il pallone tra le mani dopo il tentativo sporco di Donaggio. Ancora Imperia, ancora corner e ancora Donaggio. Questa volta Luppi deve intervenire in modo non banale. Tanto lavoro per l'ex portiere del Ligorna anche 5 minuti più tardi su un cross da dentro l'area controllato con qualche apprensione di troppo. Il Vado si vede a metà frazione con la punizione di Taddei. Dani non si fida e mette i pugni, il resto lo fa la difesa nerazzurra. Secondo tempo e inerzia che sembra cambiare, perché il primo pericolo è di marca ospite col, a dire la verità, timido tentativo di Dagnino, decisamente più convinto quello di Scannapiego dall'altra parte al minuto 56, preludio al gol che arriva al 59esimo. Contropiede del Vado fermato in maniera se non altro da rivedere. Il Vado si lamenta, l'Imperia riparte e colpisce, perché al termine di un'azione manovrata e articolata Sassari pennella e Donaggio letale. Colpisce di testa mettendo a segno il quarto gol stagionale, che è anche il più classico dei gol degli ex. Il Vado non riesce a impostare una vera e propria reazione, un unico squillo, la solita punizione di Taddei nel cuore dell'area. L'Imperia prova a raddoppiare con il Cagliari, il risultato però non cambia e gli uomini di Lupo volano a 3 punti dalla zona playoff grazie alla quarta vittoria in casa nelle ultime 5 gare. Domenica trasferta Legnano per i nerazzurri, il Vado si gioca tutto al Chitolina contro il Chieri.